Buongiorno. Purtroppo a causa della pandemia da Covid, anche quest'anno non possiamo farci gli auguri in altro modo, non possiamo farci gli auguri in presenza e dunque anche i ragazzi hanno dovuto elaborare con la loro fantasia un augurio particolare. Al loro augurio voglio aggiungere il mio e di tutta la scuola, di tutti gli insegnanti e di tutto il personale non docente. A tutti auguro buon Natale, che sia un Natale buono per tutti, che porti la bontà all'interno delle nostre famiglie, nelle nostre relazioni e l'augurio di un anno nuovo, di un anno pieno di speranza che ci possa portare fuori dalla situazione difficile in cui viviamo e in cui possiamo costruire insieme un cammino di educazione per i nostri figli. Carissimo mondo, da quanto tempo non ti fai sentire? Pensavo che almeno quest'anno ti fossi ricordato di me, e invece... Senti, ma ti sei reso conto che siamo al 23 dicembre? Tra 2 giorni è Natale. Possibile che nessuno sia reso conto di cosa vuol dire Natale? È da tanto tempo ormai che ti osservo, eppure ogni anno tutto mi pare diverso, tutto più complicato, e le cose semplici sono diventate le più difficili. La maggior parte dei tuoi abitanti non sa più riconoscere lo spirito di questo giorno così importante. Però non posso rinunciare ad aiutarli tutti a riscoprirmi. In fondo c'è sempre tempo e io sono il primo a doverli aiutare. Ma è davvero difficile? Per esempio in America si ragiona solo più con il computer. Si parla di soldi e di marche. La cosa fondamentale pare sia quella di non fare brutta figura al cenone, che potrebbe essere una cena qualunque. Ciao mamma, sto leggendo la lista della spesa. Ho visto che hai messo lo spumante per il cenone, ma di che marca è che devo prenderlo? Ah, ok, quello che piace allo zio, quindi. Ok, ciao. Ma tu cosa regali per il compleanno di Marco? Io non lo so ancora. Beh, io pensavo di regalargli l'ultimo gioco per la Play. Ma Play 4 o 5? Play 5 ovviamente, cioè sei ancora con la baracca della 4. Sì. Ciao mamma, ascolta, non ho trovato lo spumante, quello azzurro. Qual è che prendo? Ah, ok, va bene, a dopo, ciao. E Allora, cosa dobbiamo prendere ancora? Le candele le abbiamo prese, il caviale lo porto io. i tovaglioli di seta li hai presi? Ma certo, che ce ce non n'è è senza senza tovaglioli di seta? Scusate, sapreste dirmi dove sono i panettoni? Fai idea. Ma questi prendi? Dai raga, cioè noi prendiamo quelli delle pubblicità, costano $10 in più, ma ne vale la pena, dai, vi porto. Allora, figlio mio, che mi dici? Ti sembra di esserti comportato bene quest'anno? Ricordati che il Natale è una festa importante e che tutti dobbiamo essere più buoni. Lo so, mamma, ma io sono stato bravo, ho fatto i compiti, sono stato ubbidiente. Sì, è vero, te lo sei meritato.
tuo padre e io avremmo pensato a un computer nuovo, così puoi fare le ricerche per la scuola. All'ultimo iPhone, così sappiamo sempre dove sei. E poi anche il robot dei cartoni, il gioco di Harry Potter, un lettore DVD e uno stereo per camera tua. Carissimo mondo, tu mi dirai che l'America è un continente particolare. Ha avuto molte vicissitudini nella storia. Lì possiamo vedere concentrate insieme tutte le cose più belle e tutte quelle più brutte della nostra società. Hai ragione, allora spostiamoci in Africa. Siamo anche lì al 23 dicembre, eppure guarda come si comportano i dittatori, i capi di Stato con le loro popolazioni. Passo, 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 passo. Alto, plotone, riposo. Finalmente questi chilometri di corsa sono stati davvero stancanti. Fortuna che oggi è domenica, se no ci toccavano altre 300 flessioni. Ehi, ragazzi, non sentite anche voi qualcosa di diverso nell'aria? Qualcosa di bello? Sarà qualcosa della mensa, molto probabilmente l'avranno anche bruciata, succede spesso. Ma che giorno è oggi? Ma credo sia il 23 dicembre. Il 23 dicembre, tra poco è Natale. Natale. Mi ricordo gli anni passati con le mie famiglie, felice e contento. Quando Gesù bambino arrivava e ci portava migliaia di regali. Beh, non succederà più. Con il nuovo dittatore ormai è come se tutti i giorni fossero uguali. Non c'è sabato né domenica. Non ci sono vacanze, non c'è niente. Ma se provassimo a chiedergli almeno un giorno di festa, solo per Natale? Non se ne parla nemmeno, oggi è un giorno come gli altri, per punizione 500 flessioni. Per fortuna, nonostante la povertà e la guerra, c'è ancora qualcuno che crede in me e nello spirito del Natale. A costo di andare contro le regole, ma purtroppo sono troppi pochi. Se andiamo in Asia, i giovani vorrebbero festeggiare questo giorno con la famiglia, cercando di valorizzare il sentimento che lega generazioni differenti, appartenenti ad un'unica stirpe. Ma sono proprio i grandi ad avere troppe cose da fare, cose così importanti secondo loro, da rinunciare addirittura al sorriso ai familiari e al gusto di passare qualche ora insieme in allegria. Nell'indice di Tokyo oggi, tra i maggiori titoli, c'è la società di speculazioni Tetsumi SPA. La borsa americana chiude in ribasso del 2%. Devo assolutamente comprare quelle azioni. Che affare. Ricordiamo che domani, 25 dicembre, tutte le borse resteranno chiuse. Tutte le borse chiuse? Ma cosa sarà mai successo? Un'invasione aliena? Terza guerra mondiale? Papà, hai visto le luci, le decorazioni, la festa? Domani è Natale. Natale. Ah, ecco, sarà per quello che tutte le borse saranno chiuse. E domani possiamo almeno invitare i nonni e gli zii, faremo una bella festa. Ma figurati, non è possibile. Il nonno sarà di sicuro in ufficio e gli zii saranno da qualche parte, probabilmente ai Caraibi. Ultime notizie. Crollo della borsa delle azioni, rischi e company. Ecco, lo sapevo, dovevo vendere ieri. Quindi domani passeremo un giorno come tutti gli altri, senza per niente. Senti, ho capito che ci tieni tanto a queste feste, ma anzi, va bene. E chiederò alla mamma di preparare la sua specialità, una bella pizza surgelata. Io odio, me ne vado in camera a mio fratello presepe. Carissimo mondo, non è possibile che questo papà si senta pagato solo dalle azioni in borsa. Non è possibile che il massimo di una famiglia il giorno di Natale sia quello di mangiare una pizza surgelata. Il tutto per dare il contentino ad un figlio pieno di ideali, che forse i grandi hanno dimenticato. Ecco perché quest'anno è arrivato il momento di fare qualcosa di concreto per l'America, per aiutare i soldati dell'Africa, per tutti i giovani e familiari dell'Asia, per tutti gli abitanti dell'Oceania. Ma ne manca uno. Ma certo, l'Europa. Quest'anno sarà proprio l'Europa il luogo da me prescelto per poter far rivivere a tutto il mondo intero il vero giorno di Natale. Riscoprendo il significato della grotta di Maria e Giuseppe, della stella cometa. Tutti gli abitanti del mondo, uniti agli angeli, potranno cantare gloria a Dio. Carissimo mondo, ti sembrerà un'utopia, ma è possibile. Basta crederci e diventerà realtà. Sappi che ti voglio bene. Tuo per sempre, Gesù bambino.
pace